In prefettura vertice sul consumo di droga nella Marca, età degli assuntori scesa drasticamente, si comincia alle scuole medie, durante il lockdown sostanze per lo sballo consegnato a domicilio dai corrieri. Il monito del prefetto: non si spaccia più in luoghi isolati o degradati, ma nei locali dove si radunano i giovani, gli esercenti non possono non vedere. La decisione dei gestori del muretto di Jesolo dopo le polemiche di questi giorni, l'attacco noi presi di mira, l'ex DJ trevigiano Barry Mason, impossibile pensare che si vaglia a distanza. A gestire l'hotspot di Lampedusa, da dove sono transitati nell'ultimo mese 4.000 migranti, è la società trevigiana Nova Facility, che dirige da anni anche l'ex caserma Serena e l'ex Zanusso. Un'emorragia cerebrale causata dal trauma cranico successivo alla caduta. L'autopsia sul corpo di Giovanni Gagno conferma fatale all'anziano è stata la spinta che gli avrebbe dato il quarantenne di Ponzano. Varato il calendario scolastico regionale, in classe il 14 settembre per elementari, medie e superiori, fine lezioni il 5 giugno, flessibilità per le scuole dell'infanzia. Allarme lupo, l'ennesima predazione scattata la protesta. Stamattina l'allevatore di Malga Mezzomiglio in Alpago ha scaricato la carcassa del suo asino sbranato in mezzo alla rotonda di Farra. Bentrovati, buonasera telespettatori di Antenna 3. È l'abuso di droga, soprattutto tra i giovanissimi, in primo piano questa sera nel nostro telegiornale, perché questa mattina in prefettura a Treviso è emerso un quadro davvero inquietante. Consumatori di 10-11 anni, sostanze per lo sballo consegnate a domicilio da normali corrieri e il monito del prefetto ai locali. Ma sentiamo tutti i particolari nel servizio di Lina Paronetto. Lotta al dilagante uso di droga nella Marca, tutto da ripensare. In prefettura, al tavolo convocato per fare il punto sul fenomeno, non solo si è tornati sulla giovanissima età degli assuntori, ma si è dovuto prendere atto che lo spaccio non avviene più in zone isolate o degradate, ma nei locali. Ormai si comincia, se non dall'ultimo anno delle elementari, sicuramente dai primi delle medie. Purtroppo la droga, quella più pericolosa, quella meno appariscente, quella sottovalutata, viene smerciata e viene utilizzata nei luoghi di ritrovo dei giovani. È chiaro che i gestori non possono chiamarsi fuori dalla partita, non possono non vedere quello che succede, quindi io credo che abbiano una grande responsabilità. 3 mesi di lockdown non hanno minimamente influito su domanda e offerta e anzi sono aumentati gli ordini online. Si tratta di sostanze che sono nate per utilizzi diversi, ovviamente nell'ambito industriale, che quindi circolano in qualche modo abbastanza facilmente, ma che poi vengono utilizzate attraverso questi canali, diciamo così, criminosi, e che vengono diffuse attraverso quelli che sono i social e vengono anche portate a casa a domicilio con un corriere. Sostanze che si comprano a basso prezzo e che sballano. Non a caso esiste spesso un connubio tra alcol, stupefacenti e comportamenti al limite delle cosiddette baby gang. A parte che abbassano i freni inibitori, vanno ad abbassare quella anche che la percezione del disvalore dei fatti, quindi questi ragazzi, come dire, aggiungono fuoco a una situazione già personale, probabilmente in qualche modo da attenzionare. Occorre quindi ripensare innanzitutto il lavoro fatto sulla prevenzione. Si è deciso di prendere il toro per le corna e quindi in qualche modo di intervenire insieme con, se serve, strumenti nuovi o comunque nuove modalità, identificando bene i target e riprendendo in mano tutto il tema della prevenzione sulle tossicodipendenze. A disposizione, grazie al piano triennale dipendenze approvato dalla Regione il 14 luglio, anche nuove risorse veicolate tramite le aziende sanitarie. Sia per l'area salute mentale che per l'area dipendenza insieme, quindi dovremo un po' riprogettare i programmi, ma sicuramente a livello trasversale nei 3 distretti. Serrande alzate fino a tarda notte, anche se l'ordinanza comunale impone la chiusura all'1. Il 17 luglio poi, a pochi passi dal suo chiosco, la brutale rissa in cui un 21enne dispresiano è rimasto gravemente ferito. Il suo aggressore, un senegalese di 23, è finito in carcere con l'accusa di tentato omicidio. La polizia amministrativa della questura ha notificato la sospensione della licenza e la chiusura per 7 giorni all'Istanbul City Kebab di Conegliano, così come disposto dal questore Vito Montaruli, una chiusura causata dalla situazione di pericolosità sociale che si è evidenziata negli ultimi tempi. Gli agenti del commissariato avevano più volte sanzionato l'attività all'interno della quale si somministrava alcol anche a minorenni.
E a sospendere in via però autocautelativa l'attività sono anche i titolari della storica discoteca Il Muretto di Jesolo, a seguito delle furiose polemiche seguite alla diffusione delle immagini che mostravano migliaia di ragazzi ballare assembrati e senza mascherina sotto la console nella notte tra sabato e domenica. I due titolari del Muretto su Facebook, lo avete visto poco fa, annunciano così la chiusura per le serate già in programma di mercoledì e sabato sera. Allo stesso tempo si sfogano scrivendo sempre su Facebook di essere stati presi di mira e parlando di una cattiva gestione della situazione da parte delle istituzioni, ringraziando però il solo sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, l'unico che ha messo in luce le difficili condizioni di lavoro degli operatori dello spettacolo e della notte. Così hanno scritto i due titolari. E mentre il prefetto di Venezia ha annunciato tolleranza zero, a prendere le difese della discoteca è anche il sindacato veneto dei locali da ballo. E su tutte queste polemiche è intervenuto oggi nel corso della nostra diretta con Francesca Bozza il DJ trevigiano Barry Mason. Se siamo veramente certi che l'assembramento in discoteca è un reale pericolo per il contagio da coronavirus, bisogna che la gente non ci vada. Ma se tu decidi di tenere aperto pensando che tutti quanti facciano i bravi, si mettono la mascherina, ballino a distanza, si salutino con il gomito, è una battaglia persa. Barry Mason, all'anagrafe Fabio Mason, ex DJ, il mondo della notte, delle discoteche lo conosce molto bene. Locali che hanno pagato in modo pesante la chiusura per il Covid e ora al centro delle polemiche per le immagini di assembramenti. Ma le immagini che abbiamo visto del Muretto non sono solo del Muretto, ci sono quasi tutti gli altri locali che possono esprimere immagini di quel genere. A Mason non convincono completamente le scelte fatte dalla politica per la riapertura di questi locali, ai quali è stato chiesto di rispettare misure che in qualche modo contrastano con la loro stessa natura. La discoteca, il locale da ballo, è fatto in quel modo. Non si può ballare col telefonino a distanza, non è possibile. Se vai a ballare, balli, sei lì, tutti attaccati, ci si va a divertire. Se la regola dice che tu in discoteca ci devi andare con la mascherina, devi ballare 1 metro di distanza, uno deve fare una scelta. È come fermare l'acqua con le mani, capisce? È una situazione che è ingestibile. O si cambiano le regole o si dice aspettiamo ancora un po'. Ancora una volta dunque ci si trova di fronte a due necessità: garantire la salute delle persone da una parte e salvaguardare chi lavora nei locali dall'altra. Se si decide di tenerli chiusi vanno aiutati economicamente, sottolinea l'ex DJ. Tu mi obblighi a tenere chiuso? Perfetto, allora mi aiuti, mi dai una mano, mi aiuti, perché ci sono persone che mantengono famiglia con il lavoro di cameriere, anche con il lavoro di DJ, anche con il lavoro di buttafuori. E su questo tema specifico, ieri sera vi abbiamo chiesto di dire la vostra. In tantissimi avete partecipato al sondaggio che poi è stato svelato, i cui risultati sono stati poi svelati a Ring, la trasmissione con Ferdinando Avarino. Ebbene, vi avevamo chiesto: discoteche chiuderle o no? I risultati sono quelli che vedete. L'84,4% di voi telespettatori avete risposto sì, bisogna chiuderle, solo il 15,6% ha risposto no. In redazione sono arrivate circa 3.000 telefonate, segno che il tema è molto sentito e molto caldo. Nel frattempo sono arrivate anche le note di giornata, i dati di giornata del Covid. Possiamo vederli insieme solo un attimo. Parliamo di 2 casi per la provincia di Treviso tra le 8 di questa mattina e le 17 del pomeriggio. In tutto il Veneto i dati, le positività sono state, lo vedete, 17, quindi 17 casi positivi al virus nel corso della giornata di oggi, 2 in provincia di Treviso, dove i soggetti attualmente positivi sono nel complesso 103. Ci sono stati anche 4 decessi, o perlomeno sono stati registrati 4 decessi in più rispetto alle 8 di questa mattina. Forse è un riconteggio di questi, nessuno
1, ci confermano dall'ULS in provincia di Treviso. I numeri invece dei soggetti in isolamento domiciliare restano sempre elevati e proprio dei soggetti in isolamento domiciliare ha parlato oggi, tra le altre cose, il governatore del Veneto Luca Zaia in relazione al voto di settembre, perché la Regione del Veneto sta studiando un piano per permettere proprio a chi si trova in isolamento il voto da casa. Uno dei tanti temi affrontati questa mattina in giunta dal governatore Zaia, ma sentiamolo. Ho garantito di fare la firma l'ultimo giorno possibile, quindi sarà il 30 o il 31. Con la firma del presidente Zaia partirà la macchina elettorale che prevede la presentazione delle liste entro il 20 agosto che porterà alle prossime elezioni regionali. Elezioni originariamente previste per maggio, poi rimandate a causa del coronavirus. Difficile prevedere come sarà la situazione a settembre. Al momento ci sono in Veneto più di 800 persone in isolamento, per le quali bisognerà studiare un sistema di voto. Stiamo facendo dei ragionamenti col servizio del Dipartimento di Prevenzione per capire se lo spostamento può essere garantito, oppure se magari tramite il Ministero degli Interni ci sia una forma di raccolta di quel gruppo di schede. Io penso che, siccome è affrontabile, potremmo gestirlo tranquillamente anche come voto a domicilio senza prevedere spostamenti, oppure si potrebbe creare un seggio ad hoc, cioè una sezione ad hoc che sarà una roba per 5, 6, 7, 10 persone in tutto, dove si va direttamente a raccogliere i voti. Chi ancora non potrà votare invece sono i veneti residenti all'estero. La possibilità era peraltro contenuta in una bozza di decreto di qualche mese fa. Quel decreto prevedeva il voto la finestra del voto dal 6 di luglio e prevedeva peraltro su nostra proposta il voto per i cittadini all'estero. Non è stato accolto. L'altra proposta avevamo fatto dei 2 giorni di voto è stata accolta, ma quello dei cittadini non è stato accolto. C'è proprio una proposta scritta della Regione del Veneto. Per quello che riguarda l'Assemblea uscente, intanto fa discutere il fatto che i consiglieri regionali abbiano continuato a percepire il rimborso forfettario anche durante il lockdown. Penso che si possa trovare, come direbbero gli inglesi, un gentleman agreement, no? Diciamo, un accordo tra gentiluomini per cui chi non ha utilizzato l'auto, chi non si è spostato, riconoscerà magari le casse del coronavirus, quello che ha avuto in più. Nel frattempo la Regione rimane impegnata a gestire la fase di convivenza col virus, in cui si è aperto un nuovo fronte davanti a casi come gli assembramenti in una discoteca del litorale veneziano e non solo. Il prefetto mi aveva detto che voleva convocare un comitato per l'ordine e la sicurezza. E abbiamo noi ieri inviato il dottor Mongillo della prevenzione, del Dipartimento Prevenzione al tavolo, e adesso attenderemo anche le determinazioni del prefetto, perché poi il tema dei controlli non compete a noi. E proprio in Regione si è approvato oggi l'attesissimo calendario scolastico, ma resta il caos sulla ripartenza a settembre, una questione che è anche economica. Pensate che allo Stefanini di Treviso si mettono in conto ben 60.000 euro solo di gel igienizzante per le mani. Mai come quest'anno l'approvazione del calendario scolastico è stato un rebus tra mille incognite e linee guida che cambiano di giorno in giorno. Quello che è certo e ufficiale ora è che si inizia il 14 settembre e si finisce il 5 giugno per elementari, medie e superiori, il 30 per le scuole dell'infanzia, che avranno anche la possibilità di anticipare l'apertura al 1 settembre. Non si farà lezione il 1 novembre, il 7 e l'8 dicembre, dal 24 dicembre al 6 gennaio, dal 15 al 17 febbraio, dall'1 al 6 aprile, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il giorno della festa patronale. Resta da sciogliere il nodo delle lezioni di settembre, con i giorni che comunque dovranno essere recuperati all'interno dell'autonomia scolastica. Di decisione travagliata, visto il tira e molla con il governo, parla l'assessore regionale Donazzanna, che torna anche su un tasto dolente, quello dei banchi. Quest'idea di banchi con rotelle c'è da chiedersi veramente a chi sia venuta, perché è contro le regole sulla sicurezza, è contro le prescrizioni che ci sono di protezione civile. Insomma, oggi stanno parlando di mettere un medico per ogni scuola, dove li troveranno visto che mancano i medici, io me lo chiedo abbastanza. Ma la questione per il mondo della scuola è anche economica e riguarda i dispositivi di sanificazione.
Hanno mandato dei finanziamenti alle scuole per adeguare certe cose, però il mantenimento in itinere non è da poco. Per esempio di gel ho fatto un conto approssimativo che vado a 58.000 euro all'anno, di mascherine vado a 14.000 euro all'anno. C'è poi un paradosso sempre più evidente. Stiamo vedendo una situazione abbastanza paradossale, ossia noi nel servizio pubblico e nella scuola stiamo calcolando il millesimo di millimetro sugli spostamenti, sulle tempistiche, su tutto, mentre all'esterno io vedo ragazzi che giocano tranquillamente, fanno tutto quello che possono fare come prima, anzi peggio di prima perché devono recuperare anche l'isolamento. Da qui la bocciatura netta della Regione sulle mosse del governo mentre il tempo scorre. Tutto questo al 27 di luglio è un disastro. C'è poi il fronte attuale e caldissimo dell'immigrazione e pensate che a gestire l'hotspot di Lampedusa, da dove sono transitati nell'ultimo mese circa 4.000 migranti, è la società trevigiana Nova Facility che dirige da anni anche l'ex caserma di Casiera, la caserma Serena, e l'ex Zanusso. Abbiamo raggiunto telefonicamente il presidente marinese, sentiamolo. Dai centri di accoglienza del Veneto all'hotspot di Lampedusa, attraverso il quale transitano le migliaia di immigrati che da un mese hanno ripreso a sbarcare sulle coste dell'isola siciliana. È la trevigiana Nova Facility di Gian Lorenzo Marinese, che ha già in gestione l'ex caserma Serena di Dosson e l'ex Zanusso di Oderzo, a dirigere la struttura che dopo un lungo periodo di relativa calma è tornata nel vortice di un'immigrazione massiccia. Diciamo che eravamo partiti per un'avventura, quella di concludere il nostro iter di carriera nell'accoglienza facendo la gestione di quello che è il centro d'accoglienza più importante d'Europa e probabilmente al mondo. Ecco, ci siamo trovati a gestire un'avventura vera e propria perché abbiamo avuto circa 4.000 sbarchi in 25 giorni, in oltre 200 microeventi da circa 20-25 persone. Quindi è una situazione molto complessa. Marinese ha portato con sé il suo staff di giovani operatori. Tutti da Treviso, Pordenone, Udine, Oderzo, quindi tutto un gruppo di ragazzi veneti e friulani che erano cresciuti all'interno delle nostre strutture, la caserma Serena, la caserma Zanusso, la caserma Monti di Pordenone, la caserma di Bologna. Ci siamo ritrovati a portare tanta umanità, cercare di dare il massimo della dignità possibile. Quindi possiamo dire che il modello Treviso, tra virgolette, il modello Nord Italia, voi lo state cercando di attuare a Lampedusa? Assolutamente, restiamo trevigiani, siamo diventati lampedusani. Gli immigrati trascorrono nell'hotspot 2-3 giorni al massimo, poi vengono trasferiti nelle navi o nelle strutture destinate alla quarantena. Dei 4.000 arrivati a luglio, il 90% proviene dalla Tunisia, in condizioni apparentemente buone, diversi con l'animale domestico. Dalla Tunisia mi è arrivato un babbaloncino oggi, 2 gatti cuccioli 2 settimane scorsa e un altro gattino cucciolo un mese fa. In Tunisia in questo momento, a quanto mi raccontano i ragazzi, leggendo la stampa internazionale, sta succedendo qualcosa di strano. Per Marinese difficilmente ci saranno nuovi trasferimenti di migranti verso il nord Italia. Ma non mi sembra proprio possibile in questo momento, non ci sono le condizioni, a mio giudizio. Conclude così quando gli si chiede se, alla luce di quello che sta accadendo, parteciperebbe nuovamente al bando per la gestione del centro. Che sicuramente è uno di quei momenti che alla fine della vita uno si ricorda e racconta. Un'emorragia cerebrale causata dal trauma cranico, quello successivo alla caduta. L'autopsia sul corpo di Giovanni Gagno, l'ex commerciante di 80 anni morto venerdì scorso in seguito alla lite con un vicino per il transito lungo la stradina di casa a Fontane, ha confermato che a essere fatale all'anziano è stato il colpo alla nuca preso cadendo a terra all'indietro dopo la spinta che gli avrebbe dato il 40enne di Ponzano indagato dalla procura per omicidio preterintenzionale. L'esame del corpo è stato eseguito questa mattina dal medico legale Alberto Furlanetto. L'esito confermerebbe quindi la ricostruzione fatta fin qui dell'episodio e la responsabilità del 40enne di Ponzano. L'emorragia causata dal trauma l'ha prima fatto entrare in coma e poi ne ha causato il decesso. Adesso per noi c'è la pubblicità. A dopo.
Di nuovo insieme per andare a Treviso, a Sugane, in Consiglio Comunale, tanti temi affrontati ieri, dalla variazione di bilancio al terraglio est, fronte sempre caldo, e da qui iniziamo. È stata la questione Terraglio Est a tenere banco nella seduta del Consiglio Comunale di Treviso, con l'opposizione pronta a dare battaglia. Sono più gli svantaggi che i vantaggi dell'opera, attacca Roberto Grigoletto. A detta di alcuni cittadini di Sant'Antonino sorgerebbero una o più discariche proprio in Sant'Antonino con dei rifiuti solidi urbani che sono stati sotterrati. Ecco, abbiamo chiesto al sindaco, che pure dice di non avere responsabilità, di sollecitare la regione a bonificare. Ma l'opposizione va oltre e chiede di coinvolgere i cittadini sull'opportunità di realizzare o meno il Terraglio Est. Di aprire una inchiesta pubblica, perché siano i cittadini a decidere sulla realizzazione di quest'opera. Nella seduta a Palazzo del 300 spazio anche alla variazione di bilancio, con importanti interventi messi in cantiere, oltre 300.000 euro destinati alle attività produttive per il Natale. Importante per dare ossigeno alle casse di Cassugana poi i 5 milioni accantonati a marzo nel fondo Covid. Intanto l'amministrazione sta già ragionando su come investire i fondi stanziati dal governo. A saldo arriveranno altri 4 milioni che, sommato al 1,2 milioni già arrivato, ci portano 5 milioni di entrate. Non sono totalmente sufficienti a coprire il buco del mancato introito di questi mesi, però sono una buona cifra. Anche sul fronte opere pubbliche in arrivo novità. Con l'avanzo di amministrazione vincolato, che è vincolato alle multe del codice della strada, abbiamo rimpinguato degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per le asfaltature, per la sistemazione dei porfidi e per il rifacimento di marciapiedi. La Camera di Commercio di Treviso Belluno con altre camere di commercio del Veneto sono diventate socie del Teatro Stabile del Veneto. Vediamo. Le Camere di Commercio di Venezia Rovigo, Padova e Treviso Belluno, pari ad oltre 500.000 imprese, entrano come soci nell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. L'ingresso dei Trenti è stato presentato a Palazzo Balbi a Venezia alla presenza del Presidente della Regione Luca Zaia. Il contributo è di 150.000 euro in questa prima fase, è una fase direi di partenza, perché il sistema camerale quest'anno è stato molto impegnato, soprattutto nell'aiuto al credito alle imprese abbiamo messo 25 milioni di euro. Interessa comunque 3 camere, ma sono 5 province. Un dialogo è stato avviato anche con Vicenza e Verona, dove si sono tenuti incontri con il Comune per arrivare ad organizzare un festival shakespeariano. Come saranno investiti i fondi che arrivano dalle Camere di Commercio? Tutto in produzione. Noi dobbiamo crescere in capacità produttiva. Il Teatro Stabile del Veneto è un ente che deve produrre almeno il doppio di quello che già fa. Fino ad oggi perché non l'ha fatto? Un po' per pigrizia, ma anche perché i fondi non bastano mai. Ma perché i fondi non bastano mai? Perché non possiamo chiedere solo e soltanto allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, di essere il socio che mette soldi. Dobbiamo chiedere al territorio: ci credete? Ci avete l'ambizione? Economia e cultura non sono mondi paralleli. Al contrario, si tratta di realtà che spesso si incrociano e si influenzano più di quanto si possa pensare. 4 anni fa, per fare un esempio, la Camera di Commercio di Venezia ha fatto una verifica su un indotto che porta all'attività della Fenice di Venezia. Bene, da questa indagine è risultato che fatto 100 l'investimento che la Fenice fa nelle sue attività culturali, c'è un indotto che porta 8 volte l'investimento. Se cultura ed economia sono 2 anelli sempre più strategici ed indivisibili per la crescita e lo sviluppo di qualsiasi territorio e della sua comunità, ha commentato Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, ancora di più lo sono in questo periodo di pesante ed enorme incertezza per il futuro. E proprio la Camera di Commercio di Treviso Belluno partecipa anche al Festival di Arte Magica che entrerà nel suo clou nelle prossime ore. Domani sera, tra l'altro, Antenna 3 dalle 21:15 trasmetterà uno spettacolo in anteprima assoluta.
Metti la magia di una notte di mezza estate a Treviso, l'incanto per una città ricca di suggestioni, i migliori illusionisti sulla scena mondiale. Questo è il mix del Festival di Arte Magica che entrerà nel clou nelle prossime ore con alcune anteprime assolute come lo spettacolo della felicità di Walter Rolfo per la regia di Alessandro Marrazzo che si terrà all'Auditorium Santa Caterina e che Antenna 3 trasmetterà alle 21:15 in prima serata. Si tratta del primo coaching show di illusionismo interattivo durante il quale le magie prenderanno vita nelle mani del pubblico. Come leitmotiv la ricerca della felicità, vietato però svelare troppo, altrimenti che magia sarebbe? Un progetto voluto da Comune di Treviso e Centro Marca Banca, ma sostenuto da tanti soggetti del territorio come la Camera di Commercio. Benvenga questa attività che ha messo in campo il Comune di promozione, di vivacità, perché bisogna coniugare la cultura anche con il divertimento e i giovani vengono, i ragazzini, proprio quando ci sono queste opportunità. Allo spettacolo della felicità seguirà una 2 giorni dedicata ai segreti della Treviso magica, arte, storia e illusionismi tra i luoghi più belli della città, dalla Loggia dei 300 ai Musei Bailo e di Santa Caterina, passando per la Loggia dei Cavalieri, la Cattedrale e la Chiesa di San Francesco. Anche in questo caso Antenna 3 riproporrà gli spettacoli in prima serata giovedì 30 e venerdì 31 dalle 21:15. In questo momento credo sia importante rifar vivere ovviamente la città, i centri, e sono importanti perché la gente ha paura a muoversi e quindi potrebbe essere un buon veicolo di rilancio nel conoscere i nostri musei, nel conoscere le nostre splendide città d'arte, e quindi è un buon viatico, direi. Magia, storia, arte e territorio, gli ingredienti giusti per una serata imperdibile, anzi magica, da trascorrere in famiglia su Antenna 3. Appuntamento imperdibile quindi, ma purtroppo dobbiamo interrompere questo clima di magia per darvi un aggiornamento dell'ultima ora. È arrivato proprio in questi secondi in redazione una nota di aggiornamento dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Prima vi abbiamo parlato di nuovi casi di positività, ebbene c'è il dettaglio. Nell'ambito dei nuovi positivi inseriti nel report regionale in data odierna, i cui risultati completi si conosceranno domani, l'ULSS 2 afferma che i casi riguardano alcuni ospiti dell'ex caserma Serena, quindi siamo a Casier, un'infermiera dell'unità operativa di malattie infettive del Cafoncello di Treviso e un operatore di un centro disabili. All'ex caserma è stato inizialmente sottoposto a tampone un ospite che manifestava lievi sintomi influenzali. A seguito della sua positività sono stati testati 2 suoi contatti stretti, entrambi sono risultati positivi, per cui da domani lo screening sarà esteso a tutti gli ospiti e operatori della struttura che, come ricorderete, a metà giugno era finita nella bufera, struttura che è gestita, tra l'altro, lo dicevamo prima, dalla cooperativa Nova Facility, che gestisce anche l'hotspot di Lampedusa. L'infermiera sintomatica invece è risultata positiva nell'ambito dei controlli effettuati a seguito della positività emersa ieri di un suo contatto stretto sintomatico. Sarebbe lui dai primi riscontri epidemiologici la fonte del contagio della donna, quindi non si tratterebbe di una fonte ospedaliera, anche questo è importante sottolinearlo. Domani, a scopo di massima precauzione, sarà eseguito il test su tutti gli operatori dell'unità operativa di malattie infettive. La positività dell'operatore del centro disabili, invece, anche lui asintomatico, è emersa nell'ambito dei consueti test di controllo a cui vengono sottoposti gli operatori di queste strutture. Anche la struttura, quindi il centro disabili, sarà coinvolto nell'operazione di screening. Saranno effettuati in via precauzionale, spiegano sempre dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, una sessantina di tamponi tra ospiti, operatori della struttura e altri contatti stretti dell'operatore di questo centro disabili. Questo quindi l'aggiornamento in tempo reale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Adesso andiamo a Belluno.
Sempre di Covid parliamo anche a Belluno, perché un esposto in procura per sapere cos'è accaduto all'interno della casa di riposo di Trichiana durante l'emergenza Covid è stato presentato dal figlio di un'anziana donna morta nella struttura il 22 aprile scorso a causa del virus, una vicenda simile a quella di tanti altri ospiti della casa di soggiorno Madonna della Salute, 51 positivi su 71 ospiti e una quindicina di decessi che hanno fatto scattare un'indagine della magistratura bellunese a cui si è aggiunta anche la denuncia presentata dagli operatori della struttura. All'autorità giudiziaria il figlio dell'anziana chiede di andare a fondo della vicenda e di accertare le responsabilità a tutti i livelli, con particolare riferimento a quelle del direttore sanitario e dei medici della casa di riposo. E a Belluno si parla tantissimo, in questi giorni si discute sulla presenza dell'orso e oggi all'ennesima predazione è scattata una protesta davvero particolare. Stamattina l'allevatore di Malga Mezzomiglio in Alpago ha scaricato la carcassa del suo asino sbranato da un lupo in mezzo alla rotonda di Farra, ha lasciato un cartello e prima di tornare al suo lavoro si è autodenunciato alle autorità competenti. Ho voluto far vedere a chi non fa la nostra vita che faccia ha e che odore ha la morte. Nico Sperta, allevatore di Malga Mezzomiglio, luogo che sovrasta il lago di Santa Croce in Alpago, all'ennesima predazione, 3 asini sbranati e 1 in fin di vita, ha deciso di ricorrere alle maniere forti. Siamo a Farra ad Alpago ed è proprio qui, in questa rotonda, che questa mattina c'è stata la protesta, l'esposizione di un'asina predata e di un cartello che evidentemente manifesta il disappunto degli allevatori che in questo periodo sono oggetto delle predazioni del lupo. Nico Sperti di buon mattino ha caricato la carcassa dell'asino e l'ha portata in valle. Alla rotatoria principale, poco prima dell'ingresso alla spiaggia del lago di Santa Croce, ha lasciato un cartello: benvenuti nel Pago, dove la montagna muore soffocata dal lupo e dalle sciocche leggi che lo proteggono. Poi è risalito sul furgone e ha rivendicato immediatamente il suo gesto, chiamando il capo dei veterinari dell'ULSS e i carabinieri forestali. Quella bestia è stata mangiata viva, ci ha detto al telefono l'allevatore, stufo d'essere al pari dei suoi colleghi, giudicato da chi vive in un ambiente artificiale, al contrario di chi ha cercato il compromesso con la natura e a cui oggi viene chiesto di convivere a tutti i costi con il lupo. Dovremmo tornare indietro di 100 anni, quando la vita in montagna non era condizionata dalla burocrazia che ci ha imposto il progresso, sbotta l'allevatore, che a Malga Mezzomiglio alleva capre e mucche, ma che d'estate svolge servizio di monticazione anche per chi ne ha necessità. Da stanotte Nico Spert dormirà in stalla con un occhio aperto. I lupi li ho fuori dalla porta di casa, ci ha detto. In paese, intanto, la gente si interroga. Voi avete animali? Sì, noi abbiamo delle pecore nane francesi. Sono per bellezza, le usiamo per il prato, per mangiare il prato. E abbiamo messo un'elettrorecinzione, per il momento non abbiamo avuto problemi. Noi poi viviamo in zona industriale, quindi non so dirle adesso il lupo a che vicinanza è in questo momento da noi. Gli allevatori secondo lei si difendono a sufficienza? Non so come funziona perché non faccio parte di quella categoria, però secondo me potrebbero fare un po' di più. Però qualcun altro potrebbe fare di più nell'altro senso, diciamo così. È stata una protesta corretta per lei? Io penso che sia corretta, perché è inutile buttare via 2 miliardi dall'Europa per portare nelle Alpi lupi e orsi e qua da noi. Parliamo adesso di mobilità nel bellunese, perché arriva un appello del movimento BARD perché si utilizzino i soldi del Recovery Fund per realizzare finalmente il treno delle Dolomiti. Non siamo soli in questa battaglia e noi diciamo che l'anello è fondamentale per noi a scopo sia di trasporto pubblico locale che turistico. Il BARD rilancia il treno delle Dolomiti e lo fa a forte delle recenti dichiarazioni rilasciate dall'economista Francesco Giavazzi e dal presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Tutti convengono sull'importanza strategica dell'infrastruttura che oggi potrebbe essere inserita tra le opere da realizzare con i fondi europei del Recovery Fund. Noi abbiamo reti infrastrutturali ormai da terzo mondo che non sono più sostenibili. Una provincia industriale che ha ambizioni turistiche come la nostra non può avere strade e ferrovie come l'abbiamo noi. La situazione ferroviaria poi sappiamo bene sta peggiorando e non migliorando nel tempo. Bisogna assolutamente uscire da questo buco, da questo collo di cottiglia.
Troppo tempo si è perso in questi anni, abbiamo bisogno di una proposta tecnica, dice Andrea Bona, non di un trenino turistico ma di una vera e propria infrastruttura sovraregionale a valenza europea che apra la strada verso Austria e Germania. Trento ha già pronta una lista di proposte, tra le quali c'è anche il collegamento Feltre-Primolano, e per il BARD è indispensabile che la provincia di Belluno e la regione Veneto facciano altrettanto, chiedendo al governo di inserire la chiusura dell'anello ferroviario nei progetti da finanziare con l'obiettivo di agganciarsi al centro Europa. Un progetto che prescinde dal prolungamento autostradale rivendicato da più parti in vista delle Olimpiadi 2026 che difficilmente, secondo il BARD, potrà vedere la luce. Il problema del prolungamento dell'autostrada è l'assenza di un vero e proprio sbocco, perché noi andiamo a finire in Tirol, dove in questa infrastruttura per adesso non vogliono sentire parlare. Per cui bisogna anche prendere atto della realtà. In una provincia dove non ci sono strade a scorrimento veloce di nessun tipo o a due corsie per senso di marcia, parlare di autostrada senza sistemare quello che c'è e senza concludere la rete ferroviaria è assolutamente a perdere tempo. Taglio del nastro questa mattina al Parco Maraga per la camera di volo realizzata dai comuni di Belluno e di Limana con l'associazione Api Dolomiti nell'ambito del progetto internazionale Be Aware Comuni Alpini per la protezione delle api. Le camere di volo realizzate per il progetto sono delle arnie didattiche monitorate in tempo reale con sensori che rilevano i principali parametri vitali dell'alveare e sono dotate di una webcam che permette di seguire in tempo reale l'attività all'interno dell'arnia. Per vedere quanto accade in una camera di volo basta accedere al sito www.paesedelmiele.it. Monitor per poter assistere a questo spettacolo della natura saranno installati in Piazza Duomo a Belluno, all'ingresso delle scale mobili e nella biblioteca comunale di Limana. Veniamo adesso alla nostra rubrica Bimbi in TV, oggi video di Angelica di Susegana e Linda e Ambra. Eccoli quindi i nostri bimbi, anzi le nostre bimbe questa sera in TV. Vi ricordo che potete continuare a mandare i vostri video al numero che vedete, 351 17 55 340, non delle semplici foto, ve lo raccomandiamo sempre, ma dei brevi video, possibilmente in orizzontale. Io vi ricordo la notizia che è arrivata poco fa dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, che ha confermato dei nuovi casi di positività in provincia, 3 i fronti, tutti e 3 abbastanza importanti, alla caserma Serena, l'ex caserma Serena di Casier, che già a inizio giugno era entrata nel vortice della bufera per un caso di positività. Adesso i casi sarebbero appunto, anzi sono, lo dice l'ULSS, 3. C'è poi un'infermiera positiva, è risultata positiva dopo il tampone che gli è stato effettuato, perché appunto un suo congiunto, un suo contatto stretto era già emerso come positivo e sintomatico. Poi c'è anche l'operatore di un centro diurno, lo stesso centro diurno sarà sottoposto a screening nelle prossime ore, una sessantina circa i contatti del soggetto in questione, che saranno per l'appunto monitorati nella giornata di domani. È davvero tutto anche per questa edizione del telegiornale. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. L'alta pressione africana domina l'Italia, sole e caldo in intensificazione sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio del 29 luglio. Sul Veneto giornata determinata ancora dal bel tempo, ampio soleggiamento dappertutto e cielo sereno. L'unica insidia sarà qualche acquazzone di calore al pomeriggio sui settori montuosi, ma solamente di passaggio. Clima rovente e afa con temperature minime tra 19 e 25 gradi, massime tra 31 e 35 gradi, punte di 36 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia di molto la situazione, tempo buono anche qui con tanto sole e cielo terso e limpido, rovesci sui rilievi nelle ore pomeridiane. Temperature minime fino a 24 gradi, massime sui 32-34 all'incirca. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui bel tempo, qualche nube in più sui settori di confine dove non si escludono locali temporali al pomeriggio. Temperature minime sui 20-21 gradi, massime invece fino a 34 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.